Agli ordini. E come avete sentito in chiusura di servizio, il primo cittadino di Padova, Massimo Bitonci, si è espresso sulla questione profughi, ribadendo il suo no categorico a Padova come hub del Veneto. Sulla questione si sono espressi anche i consiglieri regionali di Forza Italia, depositando una mozione per dire no all'istituzione di centri profughi in Veneto. Ma sentiamo l'intervista realizzata al consigliere Pier Giorgio Cortellazzo, vice capogruppo di Forza Italia per il Veneto. Abbiamo presentato una mozione che si rivolge ancora una volta, purtroppo senza avere risposte fino ad oggi, sul tema dei territori che hanno già dato anche troppo rispetto ad una politica dell'immigrazione che l'Europa ha costantemente e frequentemente ignorato. Il Veneto non è nelle condizioni economico-sociali per sopportare centri di accoglienza, sebbene anche vicino a aeroporti o scali di aeroporti. Va ricondotta ad una politica, come dicevo all'inizio, europea, un'Europa che ci deve ascoltare e non un'Europa che è solo l'Europa dei vincoli e delle restrizioni. Non sono profughi, ma ragazzini che dal Bangladesh piuttosto che dalla Costa d'Avorio, dal Kosovo, arrivano a Padova non accompagnati. Numeri preoccupanti se si pensa che dal solo primo di luglio ad oggi è stata registrata la presenza di ben 10 minori in città. Sulla questione è intervenuto l'assessora sociale Alessandra Brunetti, sollevando le criticità e al tempo stesso l'importanza di fare rete per